Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova che ha provocato tanto dolore e lutto in tutta la nazione, l'attenzione viene ora posta su strutture similari che potrebbero essere pericolose e provocare danni inimmaginabili e si sposta anche sui ponti di Porto Empedocle, sui 3 viadotti che l'attraversano, il Salsetto, lo Spino e il Re, strutture che hanno già tanti anni e che cominciano ad avere i loro problemi, già attenzionati da Mare Amico e da diversi servizi andati in onda sulle reti nazionali. Sulla vicenda già 2 settimane fa il sindaco Ida Carmina di Porto Empedocle aveva dichiarato di avere preso contatti con i responsabili dell'ANAS. Sentiamo gli aggiornamenti in merito. Abbiamo subito contattato l'ANAS perché noi abbiamo effettivamente 3 ponti molto preoccupanti, che sono quello sul Salsetto, il Re e Spinola. Di recente anzi ho contattato il responsabile del compartimento siciliano, l'ingegnere Montesano, che è venuto qua con i tecnici e i progettisti. Abbiamo illustrato le opere di manutenzione straordinaria che dovevano essere avviate e anche le ipotesi di chiusura, perché evidentemente addirittura dovrebbe essere sostituita una parte della campata di uno dei ponti. Quindi abbiamo fatto proprio un tavolo tecnico, ma proprio si vede che, come dire, purtroppo io certe volte mi sento un po' Cassandra, nel senso che certe cose mi premono, in particolare come la sicurezza. Evidentemente quindi queste opere sono finanziate, sono all'attenzione anche perché faccio battaglie dal 2016, però io già domani insomma mi provvederò a fare una lettera per vedere se addirittura non si possa anticipare. Evidentemente chiudere le strade nel periodo di maggior traffico d'estate è un po' problematico, comunque li voglio risentire immediatamente subito per vedere che cosa fare. Poi ci sono anche delle incomplete qua, insomma c'è tanto da fare a Porto Empedocle, io non mi scoraggio nonostante tutte le vicissitudini che ho subito. Purtroppo al momento è previsto il passaggio nel centro città, mi si parlava di una chiusura per un mese e mezzo, stavamo prevedendolo non nel periodo di inizio delle scuole ma subito dopo, insomma stavamo proprio discutendo di questo, dobbiamo fare ulteriori tavoli tecnici per definire meglio la situazione. Ci sarebbe l'asse urbano per la verità non completo, quello tante volte inaugurato, tante volte interrotto, io ne parlerò con i miei colleghi portavoce al Movimento 5 Stelle che sono all'Arse a livello nazionale, ci stiamo attivando per monitorare tutte le... Sì, quello dell'area ASI, perché evidentemente si potrebbe far aggirare tutto il traffico pesante da lì, tanto che parlavamo proprio con l'ingegnere Montesano perché si diceva delle opere realizzate per il Giro d'Italia che la Regione ha affidato all'ANAS, quindi io dicevo ma non potrebbe la Regione in virtù di queste estreme urgenze eccetera affidare a voi l'intervento e realizzarlo nel breve tempo possibile, quindi nonostante ancora non fossero successe queste evenienze io già fra virgolette mi ero portata avanti il lavoro perché evidentemente al primo posto va la vita e la sicurezza dei cittadini.